Signore e signori, amiche ed amici del Calcio a 5, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge dalla Pala Pertini di Fiano Romano. Siamo qui per raccontarvi la 14ª giornata della Serie A2 femminile per il girone B. Fra pochissimo in campo Roma e Progetto Futsal. Appena arrivato il fischio d'apertura, il match comincia qui. Il campo a tenere in mano le redini della partita. Ora Ceccobelli, gran conclusione ma leggermente larga. Allora Roma che recupera velocemente il possesso, dentro Galan, fuori Ceccobelli per mister Chiesa, con le giallo-rosse che gestiscono la sfera nei pressi della linea mediana. Ora con Bea Martin, riceve e si gira, pronte in due su di lei, poi cede il pallone a Masini, attenzione a Vitale con spazio. Il destro di Vitale, ottima risposta di Chinenti. Ancora rimessa Agostini per Muzzi che va in verticale. Vitale incrocia Beatrice Bruschi, riesce poi a tornare sul pallone la numero 90, affidandolo all'indietro a Muzzi. Combinazione con Agostini, prova a far circolare ora il pallone il progetto Futsal nella metà di campo avversaria, con Bruschi che però recupera, poi affida a Galan, ancora per Bruschi, Chimenti, grande uscita e neutralizza tutto. Chimenti che era rimasta a terra nel momento subito successivo all'impatto, ma ora subito pronta a riprendere posizione col gioco che ha già ripreso. Grande occasione per la Roma, ora Galan col mancino, il palo. Siamo nella tre quarti offensiva di destra, attenzione alla rimessa verso la porta con una deviazione, poi Chimenti non riesce ad impedire che il pallone varchi la linea di porta. Passa in vantaggio la Roma al 11° minuto di gioco, il gol che porta la firma di Bruschi. E proprio Ceccobelli a recuperare, ha scoperto il progetto Futsal. Bruschi dentro, la sua conclusione che oltrepassa il palo di sinistra ed è troppo profonda perché Ceccobelli arrivi e chiuda vicinissimo al gol del 2-0 la Roma. Un po' imballata, ancora un po' insicura la squadra di Calabria, che comunque si sta affacciando dalle parti di D'Amelia più di quanto stesse avvenendo prima del gol dell'1-0. Ora attenzione alla conclusione che poi diventa di fatto un assist per Vitale, che non riesce a chiudere il secondo palo con il gioco aereo. Squadra di Calabria con la Roma che ha rischiato tanto qui. Intanto di nuovo in campo Bea Martin, attenzione a Galan che esce dai blocchi, poi conclude Chimenti con poca sicurezza, poi Bruschi, il tap-in si stampa sul palo. Punto di battuta, il corner col pallone destinato a Galan. Prova a farsi vedere Bea Martin, buono il controllo, non era semplice, poi la combinazione con Galan, ancora Bea Martin per Liskova con spazio, prova a rientrare sul destro, la conclusione Chimenti la mette in corner. Tempi, poi Bea Martin a recuperare, Ceccobelli dentro per Liskova, c'è il salvataggio sulla linea da parte di Ruffini. Fase di intelligenza tattica, la numero 8 è nel posto giusto a presidiare la giusta zona di campo per impedire che il pallone venisse, o meglio raggiungesse la giocatrice del progetto Futsal. Intanto attenzione a Bea Martin per Liskova, conclusione parata e poi il colpo sotto di Bea Martin che termina alta la sua corsa. Pronta Muzzi sulla sfera, attenzione ad Agostino, smarcata sul centro-sinistra. Ora il fischio, la rincorsa di Muzzi sotto le gambe di D'Amelia ed è 1-1. Allora, adesso i due fischi del direttore di gara. Il primo tempo di Roma Progetto Futsal finisce 1-1. Arriva qui il fischio d'apertura della ripresa. Il secondo tempo inizia ora. Nella sua disponibilità il Mancini si spegne fra le braccia di Chimenti, quindi Vitale si appoggia all'indietro, il pallone di Muzzi per Agostino, attenzione ad Agostino, ce l'ha sul destro Masini, che gran chiusura in scivolata, poi il pallone che rimane lì con D'Amelia a contrasto con Vitale, rimedia anche un colpo al capo, la numero 22 della Roma che riesce a sventare il tutto.
tutto lo sviluppo della prima frazione di gara, in cui il progetto futsal era stato completamente soggiogato alle iniziative delle giallorosse. In questa apertura di secondo tempo più intraprendente la squadra di Calabria, nonostante comunque sembra essere la Roma ad avere maggiormente in pugno il pallino del match. Ora con Galan che si libera per concludere alla grande, ma poi è ottima anche l'uscita bassa di Chimenti, conduce la sfera da destra verso sinistra, poi si ferma al centro per servire Vitale, fermata la numero 5 delle giallorosse con Ceccobelli che va ad aprire a sinistra. Molto prolungata questa iniziativa della Roma con Bea Martin che vede un po' di luce, apre per Masini, attenzione a Vitale, cerca ancora Masini, ma aveva capito le intenzioni della numero 5 Agostini, attenzione al contropiede, il pallone calciato da Muzzi e la Roma si salva. Ancora Roma con Galan, ci prova con il destro, Chimenti la lascia lì per Vitale che calcia, ma Chimenti accorcia molto bene con il giusto tempismo allo spazio intercorso fra lei e la numero 5, riuscendo a sventare tutto. Poi Galan se la allunga troppo. Vicchi, seguiamo il corner, cerca Vicchi, il miracolo di Chimenti e poi il pallone che entra, il 2-1 della Roma. È di Mariana Cecavicchi, Roma che si riporta in vantaggio al 15° della ripresa, ora è 2-1. Per questo motivo è di nuovo in campo Bea Martin con mister Chiesa che sa di poter fare affidamento sulle sue brillanti doti tecniche, sulla sua esperienza. Intanto attenzione a Bartolini, Cecavicchi lascia scorrere per Bea Martin, ancora Cecavicchi col mancino dentro con Bartolini che non riesce nella chiusura di secondo palo a spedire verso la porta. E Ruffini va dentro con Bea Martin a chiudere, il pallone rimane lì, Muzzi, tiro intercettato, poi Agostino, incredibile, è gol, incredibile. Arrivano qui 3 fischi da parte della direzione arbitrale. Finisce qui il match fra Roma e Progetto Futsal, il risultato finale è di 2-2. E allora siamo qui con Mariana Cecavicchi, era stata lei l'autrice del gol del 2-1 per la Roma, per il secondo vantaggio delle giallorosse, non è bastato. Allora Mariana, ti voglio chiedere subito un commento sulla partita. La partita, diciamo che se si dovesse aggiudicare punti forse noi qualcosa in più. Però purtroppo lo sport, questo che pratichiamo, è uno sport con una palla che rotola e quindi è finita così, 2-2 allo scadere, non so, forse a 0,03 centesimi. Niente, è andata così. L'importante però è stare a ridosso del terzetto per cercare di entrare nei playoff. Allora, Mariana, una cosa che ti volevo chiederti, dimmi se sei d'accordo con questa interpretazione. Sono state come 2 partite diverse, quella del primo tempo e quella del secondo tempo. Nel primo tempo avete prodotto tantissimo, siete riusciti a portare a casa solo un gol, nel secondo tempo anche un gol fatto, un gol subito, ma comunque un grande mismatch di palle gol prodotte fra uno e l'altro tempo. Sapresti darci una tua interpretazione? Guarda, come ti dicevo, noi sì, abbiamo prodotto tantissimo gioco, però poi se non butti la palla dentro può capitare per l'altra squadra anche solo un'occasione e la paghi. Quindi sai, delle volte dici giochi bene una partita, però ecco, riporti a casa solo un punto. Forse delle volte è meglio un gioco non troppo brillante, ma riuscire a centrare i 3 punti. E allora, un'ultima domanda, come hai detto tu, vi portate a casa un punto da questa prima giornata di ritorno, oltre al punto con quali consapevolezze, di quale tesoro può far bagaglio la Roma al termine di questa partita? Non ci deve demoralizzare questo pareggio, diciamo, colto proprio allo scadere della partita. Ma dobbiamo prendere di positivo, ecco, la grandissima mole di gioco, comunque delle azioni nitidissime che potevano sicuramente cambiare il corso della partita, quindi dobbiamo continuare a giocare in questa maniera, dare ritmo alle nostre prestazioni.
E allora per me può essere così, io faccio i miei complimenti a Mariana Cecavicchi della Roma, grazie Mariana. Grazie a tutti. E allora siamo qui con David Calabria, allenatore del progetto Futsal. Allora mister, prima di tutto complimenti. La cosa subito che le voglio chiedere è un commento a caldo su questo risultato raggiunto all'ultimissimo secondo. Sì, abbiamo sofferto contro una squadra che è sicuramente superiore a noi, a cui vanno i miei complimenti, perché è una squadra di assoluto livello, poi quegli innesti di dicembre si è ulteriormente valorizzata. Noi abbiamo giocato con la nostra umiltà, con il nostro sacrificio, devo essere sincero, il pareggio va un po' stretto alla Roma, che ha avuto delle buone occasioni, soprattutto il primo tempo, e non le ha sfruttate, fortuna nostra. E quindi siamo stati bravi e fortunati a tenere allineata la partita fino all'ultimo, e poi c'è stato il jolly di Agostino dell'ultimo secondo che ci teniamo stretti, però devo dire che onestamente ai punti meritava sicuramente la Roma. E allora mi sento d'accordo con lei, mister, evidentemente il campo ha detto questo, soprattutto nella prima frazione di gara abbiamo assistito a una partita in cui la Roma attaccava incessantemente, il progetto Futsal ha sofferto, poi fra la prima e la seconda frazione, nel secondo tempo il progetto Futsal è entrato in campo con un'altra mentalità, con un'altra padronanza del campo. E se posso chiederle, mister, cosa ha detto alle sue ragazze al termine della prima frazione di gara? Semplicemente dal punto di vista emotivo-psicologico di non avere timore di giocare contro giocatrici importanti, perché noi siamo una squadra importante, magari non abbiamo nomi altisonanti ma siamo una squadra importante e dobbiamo lavorare come squadra e quindi possiamo permetterci di affrontare senza paura giocatrici importanti. E dall'altra parte dal punto di vista tattico ovviamente ho portato delle modifiche già nel primo time out del primo tempo avevo un pochino apportato, infatti già nella seconda parte del primo tempo siamo andati un pochino meno in sofferenza, però va da sé che ovviamente la Roma ha una qualità talmente alta che in qualsiasi situazione ti poteva far gol. Il paradosso della situazione e della partita è che in un contesto dove la Roma ha avuto comunque tante occasioni abbiamo preso due gol sul calcio d'angolo, che è un po' un assurdo quasi tragicomico del senso tattico di questa partita, però ripeto è un punto che ci teniamo ben volentieri stretto. Sempre dell'anno scorso, dunque voglio un suo commento appunto su quest'ottimo momento di salute delle sue ragazze. E quando ci fu quel periodo noi eravamo penultimi in classifica a 6 punti e io dissi alle ragazze, diedi degli obiettivi, che non sto qui a dire per non tediare gli spettatori, però degli obiettivi molto concreti, che andavano passo dopo passo e così è stato. Le ragazze hanno trovato energia e forza, io ho dichiarato che non eravamo assolutamente morti, pensavano che lo straordinario campionato fatto lo scorso anno fosse un appagamento eccessivo per le mie ragazze, che invece conosco molto bene e non si accontentano mai. Abbiamo lavorato tanto su questo aspetto, più che tattico, sull'aspetto psicologico. Le ragazze si allenano sempre bene e devo dire che sono molto contento. Sanno dei loro limiti ma hanno anche consapevolezza della loro forza e contro di noi non è facile mai giocare. E allora l'auspicio per mister Calabria, ma per tutto il progetto Futsal, è che questo momento duri fino alla fine. Io rinnovo i miei complimenti a David Calabria, al quale faccio i miei saluti e il mio ringraziamento. Grazie mister. Grazie a voi.